E ora, intanto ringrazio Baron de Casa, l'organizzatore, che è il signor Fernando, che sta sentire a avermi invitato qua a parlare di altri, e vi ringrazio anche a voi. Mi sono sviluppato un format mio, diciamo, che è quello di studiare l'architettura veneta e anche cercando di mettere insieme con fiade razionalità quello che viene fuori anche dallo studio della lingua e della storia. Anche qua, per dire, in Veneto abbiamo università, biblioteche, libri, finché si vuole da studiare, però secondo me mi ho sempre visto che manca una visione, diciamo, razionale su quello che è tutto sto discorso qua. Penso che sia la prima volta che si fa queste robe qua, perché, ripeto, che è scritto in italiano, inglese, portoghese, tutto quel che vuoi, ma mi sono l'unico che scrive, che parla dell'architettura in lingua veneta. Come che diceva Fernando, l'argomento è tanto ampio, una civiltà che la parte da 30 secoli in Rio. Ad esempio, adesso vi faccio vedere, sto quasi un cason ristrutturato che è di Sinde Oderso, la città di Oderso, il cason de Piavon lo chiama sto qua, e vedi che il quarto de Paia è praticamente che somiglia a quello che era il cason dei Veneti antichi. Questo quasi è un disegno di come che abitavi i Veneti antichi su sti casoni qua. Andrea, io ho fatto su un stile unico con l'architettura gotica, ma intanto hai fatto su anche un stile unico con l'architettura romanica e l'architettura bizantina? Questa è una bella domanda. Grazie Fernando, grazie Andrea. Grazie a te. Ciao. Ciao.